Vicino a noi Paolo Montagnani, neotecnico della Pallavolo Padova, allora un esordio casalingo che lascia un po' in amaro in bocca. 2 set giocati malissimo, poi un Padova veramente stellare nei terzo e quarto set, quinto set un po' sfortunato. Sì, i primi 2 set fuori ritmo, ragazzi molto contratti, abbiamo fatto veramente poche cose fatte bene. Penso che il terzo un po' di tranquillità in cambio palla ci ha rimesso in partita. Poi abbiamo fatto molto bene con coraggio, e questo è buono perché questa deve essere una squadra comunque coraggiosa, non è che può star lì tanto a pensare, dobbiamo essere così aggressivi, quindi le prossime partite io penso che questa cosa ci aiuterà. Hai parlato di aggressività, oggi ho notato 2 cose, 2 note molto positive, un Kubiak rientrato in campo per metà partita, ha giocato alla grande, e un Barcala finalmente come opposto che non ha demeritato. Io penso che questa sia la formazione oggi, vabbè, con De Marchi dentro perché oggi non ha potuto giocare, ma lui è un giocatore troppo importante per noi, però penso che questa sia la formazione che io voglio portare avanti, con Barcala opposto e con De Marchi e uno dei 2 schiacciatori in 4. Mi sembra oggi che però Koshikawa abbia fatto grandi numeri, giocatore di un cuore eccezionale. Kubiak, lui sì, veramente oggi ha tirato alcuni colpi coraggiosi e potrà tornare buono nel proseguio. Barcala adesso è la seconda volta che lo vedo giocare, quindi mi sembra che è un ragazzo che con grande fiducia, se gli viene data fiducia, possa far bene, insomma. Un'ultima domanda Paolo, d'obbligo, sei arrivato a Padova solo da una settimana, cosa puoi dire, come ti trovi? Ma io mi trovo molto bene, ho passato un brutto periodo, Padova mi ha dato la possibilità di ritornare dentro, io in questi giorni mi sono buttato nel lavoro, voglio aiutare questa squadra, voglio fare il massimo perché questa squadra ottenga grandi risultati. Ieri 11 ore dentro il palazzetto sono stato, non so se è un record, ma comunque lo batto ancora pur di lavorare alla grande e di aiutare i ragazzi e la società tutta. Il pubblico c'è, è un grande pubblico, dobbiamo vincere velocemente tante partite. Grazie a Paolo Montagnani e in bocca al lupo.